ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo appena terminato la riunione della consulta, puntualissimi, ringrazio anche la consulta, anche quelli che volevano parlare ancora più a lungo, ma avremo modo di rifarlo prestissimo. E qui, di fianco a me, c'è l'onorevole Martina Semenzato, che ha preparato e ci ha fatto arrivare ancora giovedì lo striscione da appendere negli impianti sportivi. Abbiamo Luca De Simoni, che è responsabile dell'attività sociale per la Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo Paolo Bedin, direttore generale della Serie C. Ho detto bene? Certo, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. E la Ilaria che conoscete. Cristina Greggio. Cristina Greggio, che dopo ci porterà il suo saluto. Qui presenti sono appunto la consulta e i dirigenti delle scuole di calcio del Comitato Regionale Veneto, scuole di calcio di terzo livello, che sono un po', al di là di tutte le critiche che possiamo fare, sono un po', come dire, il fiore all'occhiello di tante nostre società, perché per essere scuola calcio di terzo livello bisogna adempiere determinati obblighi, possiamo dire, e soprattutto un impegno costante nei confronti dei giovani ragazzi. Prima però di iniziare, mi deve essere permesso, c'è una società che vuole farle dono, onorevole, di una maglietta che ha un significato e che dirà il presidente del Montorio, Lorenzo Peroni. Buongiorno, grazie per avermi dato la precedenza, piacere. Che dire, noi abbiamo dal 2018 la nostra maglia che abbiamo confezionato, diciamo, appositamente per questo problema da circa 6-7 anni. Tutte le nostre squadre, a partire dalla squadra maggiore ai pulcini, indossano una maglia che è uguale per tutti. Abbiamo messo le scarpette rosse da allora e da quel momento, anche se cambiamo magari la tipologia della maglia, non certamente i colori, ma però sostanzialmente diciamo le scarpette. Quindi meglio di oggi per consegnare a lei, al comitato, che comunque abbiamo già fatto ancora nel 2018, ma anche al responsabile della Lega, oltre che a lei, la nostra maglia, in modo che comunque diciamo che noi siamo stati un po' i pionieri di questo e diciamo dopo tanti anni siamo felici che comunque tutto vada in questa direzione e quindi insomma un po' ci rallegriamo e un po' siamo diciamo onorati di avere la presenza oggi con la nostra scuola calcio elite, però anche un po' il piacere di donarvi questa maglia. Grazie. Non vi offendete se io la metto? No, faccia quello che vuole. Lorenzo? Sì. Voglio e mi metto la maglia. Cosa dici? Noi da 6 anni organizziamo in data 25 novembre degli eventi all'interno della società, oltre che quando domani giocherà la nostra squadra maggiore sempre doniamo una maglia agli ospiti e facciamo una piccola cerimonia per regalare la maglia. Però in realtà all'interno della società abbiamo diciamo tutte le nostre borse, abbiamo tolto lo sponsor sulle borse, anche il nostro sponsor lo abbiamo spostato, ormai la Parolini SPA che ci segue da 12 anni ha accettato di andare sul retro e di toglierlo da davanti. Insomma, abbiamo evitato di mettere gli sponsor sulla borsa, su tutto il materiale, e mettiamo, come vedete, su tutto il nostro materiale mettiamo le scarpette. E lunedì in società si terrà un evento. Noi ogni anno prendiamo
i ragazzi più sensibili, cioè quelli che vanno dai 14 ai 18 anni, e facciamo venire qualcuno a parlare dell'argomento, perché per noi che facciamo calcio è molto difficile parlare di queste cose, immagino che condividerete. Però cerchiamo, parlando a un pubblico di maschi, cerchiamo sempre di dare dei messaggi positivi, non messaggi negativi, nel senso di dire come si dovrebbe comportare il maschio in positivo. Quindi in questa occasione Giacomo è diciamo un ragazzo che nel 2013 per salvare la sua ragazza è annegato, e quindi sostanzialmente noi, facendo parlare il papà che ha scritto questo libro, facciamo, diciamo, all'incontrario, invece di parlare di violenza, di fatti negativi, la giriamo un po' al positivo. Questo lo facciamo sempre perché riteniamo che bisogna dare sempre. C'è già la TV tutti i giorni che ci ricorda cose negative, e quindi noi facciamo l'incontrario. Anche questo è... Grazie. Grazie ancora. Scusate un attimo l'emozione, ma però No, fatto non bene, è che mi fatto capita tutti i giorni. Insomma, quando parlo di calcio non mi emoziono mai. Posso sapere il suo nome? Peroni Lorenzo, grazie. Ed è il presidente. del Motore FC. Grazie. Bravo presidente. Bravi, complimenti veramente. Grazie a voi. Voglio ringraziare innanzitutto una persona, che è una donna, e che è Simonetta Valdisera, vicepresidente dello Zero Branco, che ha avuto l'idea di metterci in contatto con la Martina Semenzato per questa iniziativa, di cui siamo molto orgogliosi. Non è la prima volta che il Comitato Regionale Veneto partecipa ad attività solidali. Noi siamo soliti dire che per noi, e lo diciamo con orgoglio, il gioco del calcio non deve iniziare e terminare un impianto sportivo, non deve iniziare e terminare con un risultato pareggio-vittoria. Il gioco del calcio deve essere molto di più. La Consulta, se si ricorda, in una riunione dell'anno scorso avevamo parlato di queste iniziative. Noi da poco siamo stati con la Ilaria al Tribunale dei Minori qua per Veneto, dove abbiamo messo in piedi un altro progetto dove saranno coinvolte tutte le società del Veneto per aiutare questi ragazzi che noi consideriamo secondi, non primi. Siamo stati nel carcere minorile di Treviso per 5 anni, il lunedì e il venerdì, e anche lì abbiamo portato scuole, società, abbiamo portato Gianni Rivera, quando era presidente del settore giovanile, Franco Causio, Massimo Giacomini, Paolo, li abbiamo portati tutti. Addirittura le società si arrabbiavano e mi dicevano come mai avete scelto loro e non me. Questo è positivo. Quindi questa iniziativa ci onora e siamo veramente contenti della partecipazione, perché queste società, ho visto, vengono da tutto il Veneto. Ci sono le società vicine, ci sono società come Montorio, ma come tante altre che vengono da Verona, da Molto di Livenza, ho visto tanti altri, ma non dico tutti perché sicuramente mi dimentico qualcuno. Quindi noi siamo orgogliosi di più. Io dico sempre che queste iniziative sono necessarie a un mondo maschile e a volte purtroppo ancora maschilista. Soprattutto in virtù anche degli adempimenti burocratici, ne parlavamo prima in consulta, che le società devono assolutamente intraprendere, come quello del safeguarding, che è la salvaguardia da ogni discriminazione. Noi non dobbiamo nel modo più assoluto essere omissivi. Chi intraprende, perché queste società, questi dirigenti e soprattutto questi presidenti hanno dei meriti incalcolabili e vanno anche tutelati. Quindi la norma del safeguarding noi la consideriamo non solo un adempimento, perché è un adempimento, ma anche un momento di opportunità di confronto e anche di salvaguardia, proprio per la responsabilità oggettiva che ognuno di loro ha in capo. Quindi io sono certo che
Questa presenza, lo diciamo sempre noi, questa presenza ci gratifica perché è sabato, tante società devono scappare perché il sabato per noi è un giorno di lavoro, sabato e domenica sono i giorni di lavoro, vero Paolo? E quindi queste società via da qua scappano nei propri campi ad accudire questi giovani ragazzi. Quindi io dico sempre, tiriamo in porta, solo tirando in porta si fa gol. Questo secondo me è un bel gol. Complimenti e grazie per averci scelto. Adesso Due parole veloci. Io intanto ringrazio tutte voi e tutti voi. Lo dico con molta soddisfazione perché in questo periodo faccio tantissimi interventi sul tema del femminicidio e della violenza di genere, perché sono presidente di questa commissione che ho l'onore di presiedere, ma ho anche l'onere di presiedere perché è una commissione che ha a che fare sempre col dolore e la morte delle donne. Però di solito le platee sono piene di donne e invece oggi dico con grande soddisfazione che vedo tantissimi uomini, perché io dico sempre la questione della violenza di genere non è una questione di donne, è una questione di uomini, perché sono gli uomini che la maltrattano. Quindi sono doppiamente contenta perché c'è una grandissima reattività maschile e questa cosa mi dà tantissima soddisfazione. Io ringrazio innanzitutto questo uomo straordinario che ho vicino, che è il nostro presidente Giuseppe Ruzza, ma soprattutto anche Simonetta che è preganziolese come me, perché ci siamo incontrate proprio su questo tema e poi ci siamo presi un caffè insieme e abbiamo detto cosa possiamo fare coinvolgendo il tema dello sport. Io rassereno tutti che faccio parte della nazionale parlamentare di calcio. Non sono la prima giocatrice di questa nazionale, però anzi forse penso di essere una delle poche donne, però con grande soddisfazione penso che il calcio sia un veicolo straordinario, ma sia anche un grande elemento di comunicazione, di cultura, rappresenta tantissimo il nostro Made in Italy, siamo straordinari giocatori e straordinarie giocatrici, portiamo l'Italia in giro per il mondo, per cui per me il calcio è un veicolo straordinario in tutti i suoi livelli. Poi io ringrazio il presidente, il direttore Bedin. Quando sono andata a vedere la presentazione della squadra del Clodiense c'era il presidente della Lega C, abbiamo parlato insieme di questo progetto e c'è stata subito la reattività di dire portiamo questo progetto anche nella Lega C. L'altro giorno ero col ministro Abodi, gli ho fatto una testa tanta su questi club veneziani straordinari, mi ha detto Martina allora portiamolo a tutti i livelli, perché poi mi ha detto a più livelli poi ci sono i LED, quindi non serve che facciamo gli striscioni, possiamo metterli anche sui LED. Quindi si è messa in moto una catena su questo tema veramente virtuosa e di questo ringrazio voi perché siete sicuramente le sentinelle. Ringrazio il dottor De Simoni che conosco oggi per la prima volta, naturalmente la dottoressa Bazzerla e naturalmente l'amica Cristina Greggio che è vicepresidente nazionale di Soroptimist. Io sono anche una Soroptimista, sono in ogni dove praticamente, però insomma per dire è evidente che non stiamo ferma. Quando ho conosciuto Simonetta abbiamo pensato ad un progetto che non fosse un progetto solo legato al 25 di novembre, perché voi sapete che di violenza di genere si parla moltissimo il 25 di novembre, un giorno prima, forse un giorno dopo, si parla moltissimo quando viene uccisa una donna, però poi il resto dell'anno un po' si sgretola questa sensibilità. Allora abbiamo detto ma cos'è che possiamo fare per continuare a lavorare su questo tema in maniera continuativa? Abbiamo detto facciamo un bellissimo striscione che mettiamo nei nostri campi, perché voi sapete che la prevenzione passa attraverso la sensibilizzazione. L'ha detto bene il nostro presidente, l'ha detto bene il signore che mi ha regalato questa maglietta, noi dobbiamo essere sentinelle e lavorare soprattutto sulle nuove generazioni, perché solo così combattiamo la violenza di genere. Se pensiamo di risolvere la violenza di genere con una pena, con una legge, siamo già tutti sconfitti. Noi dobbiamo lavorare sul cambiamento culturale e sulla prevenzione. Anche io penso che questo striscione sia uno strumento straordinario perché poi dà un bellissimo messaggio, cioè noi ci mettiamo la faccia, quindi ognuno di noi lotta contro la violenza di genere e non ci mettiamo le mani.
Guardate che la violenza ha numeri molto più significativi di quelli che noi siamo abituati a identificare con i femminicidi, che quest'anno, per fortuna, lo dico perché è un messaggio che va detto, segnano un segno meno rispetto al 2023. Questo vuol dire che tutto il nostro lavoro, che questa maglietta che indosso, che questo striscione, tutte le attività di sensibilizzazione che voi fate hanno messo in moto una cultura del rispetto da cui noi dobbiamo partire, e quindi è fondamentale che lavoriamo in maniera sinergica per ottenere insieme l'obiettivo. La rete è fondamentale, ed essere sui campi di calcio in maniera continuativa con noi ci mettiamo le mani e noi ci mettiamo la faccia e non le mani è un messaggio fortissimo, perché è insieme contro la violenza di genere. E poi abbiamo ovviamente coinvolto Sor Optimist nazionale, perché ci sia ulteriormente il veicolo di questa comunicazione. Avevamo detto ne facciamo subito 400, poi con il Presidente Ruzza abbiamo detto facciamone 100, perché poi noi rimaniamo a disposizione a venire a fare le attività nei club, per non lasciare che appunto il 25 di novembre rimanga solo una data, ma che possiamo continuare questa sensibilizzazione sempre. Vi dicevo che registriamo un segno meno, sono diminuiti i femminicidi, sono diminuiti i reati in ambito familiare e per fortuna è una piccola percentuale, ma è meno 12%, sono diminuiti le uccisioni da parte del proprio partner, del proprio compagno, e questo è un lavoro corale, un lavoro di tutti voi e di tutte voi, e su questo noi dobbiamo continuare. Io vengo da una commissione che si è data 14 punti di inchiesta, ho già fatto il testo unico sulla violenza di genere, probabilmente in primavera avremo l'approvazione di questo testo unico. Non esiste il testo unico sulla violenza di genere, e io sono, venendo da 24 anni di mondo d'impresa, perché sono stata presidente di Confindustria, stiamo lavorando sulla violenza economica, l'indipendenza economica, il lavoro, empowerment delle donne, perché voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, tantissime donne vittime di violenza non sono economicamente indipendenti. Quindi questa cultura del rispetto che passa attraverso i ragazzi, l'ha detto bene prima, no? Noi insegniamo ai nostri ragazzi maschi a guardare alla positività della relazione, no? Della relazione uomo-donna. Questa educazione è un'educazione al rispetto per gli uomini e una consapevolezza al femminile per le donne, che dalla violenza di genere si può uscire, che c'è una rete. Attenzione, all'interno dei punti di inchiesta di questa commissione c'è lo sport, che per me è fondamentale. Io faccio tantissimi sport anche molto maschili, perché rido perché dico io ho tutte le patenti, quelle della moto, quella della macchina, quella della barca, sono subacquea, sono snowboardista, sono calciatrice, oddio, adesso calciatrice è un termine un po' troppo forte, però sono innanzitutto ballerina di danza classica, per cui voi capite che non c'è limite alle cose, e questo è il grande messaggio. Però per me lo sport è un punto fondamentale di inchiesta della Commissione Femminicidio, perché è un'arma fortissima per combattere innanzitutto la discriminazione, non solo la violenza di genere, la discriminazione. Certo che sullo sport al femminile un po' ci dobbiamo lavorare, perché voi sapete che c'è una profonda differenza tra il professionismo maschile e il professionismo femminile. Alcune volte insomma abbiamo visto che lo sport in maniera borderline è tema di abusi, è tema di molestie, è tema di gender pay gap, quindi insomma la trasversalità dei contenuti, ma secondo me il primo grande valore dello sport è quello dell'inclusione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e questo progetto lo rappresenta nell'ora, cioè il 25 di novembre, ma anche nel domani, perché questi striscioni saranno lì a memoria. E ricordatevi che un club, una squadra è una grande famiglia, perché poi i ragazzi vivono là, e i loro dirigenti, i loro allenatori sono i primi che raccolgono anche le difficoltà di questi ragazzi e ci possono intervenire. Quindi il mio ringraziamento oggi è doppio, perché non solo voi siete promotori di un'iniziativa che ha il vaglio ovviamente del Ministero dello Sport, ma perché voi siete anche educatori fondamentali delle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono il nostro futuro e dove dobbiamo investire per questa cultura del rispetto. Guardate che io lo dico sempre, i ragazzi giovani sono molto più reattivi di quello che siamo noi, anche sul tema dell'inclusione.
Quindi questo terreno fertile da coltivare è ancora più interessante perché lo possiamo fare in maniera positiva, e lo sport, ve lo ridico, sarete stufi di sentirmi dire, è veicolo straordinario. Quindi ringrazio doppiamente tutti gli attori e le attrici coinvolti in questo progetto. È un progetto pilota perché faremo questi primi 100 campi, ma noi abbiamo l'ambizione e l'obiettivo di arrivare in tutti i 400 campi del Veneto, mi pare siano 400, giusto, ce l'avevamo detti. E poi vogliamo anche travalicare i confini della virtuosa regione del Veneto per poter portare questo progetto in tutta Italia. Quindi oggi sono veramente orgogliosa, uno perché sono a Marghera e io sono veneziana, per cui mio papà era operaio alla Montefibre, e due perché vedo un Veneto reattivo come sempre. Quindi grazie a tutti voi e a tutte voi. Allora io ringrazio intanto l'onorevole per le parole insomma preziose e per aver lanciato questa iniziativa con la commissione che presiede. Riprendo una riflessione che appunto stava facendo lei sul gender pay gap, sulla discriminazione di genere nello sport, perché appunto è un tema che abbiamo affrontato proprio a inizio settembre all'Università di Verona, presentando Sopra la barriera, il cortometraggio di cui parlavo poco fa. È un cortometraggio che parla proprio del calcio femminile, della discriminazione di genere, delle difficoltà che le ragazze che oggi giocano a pallone hanno incontrato, no, in questo percorso, dovendosi portare dietro pregiudizi, stereotipi e anche appunto la questione economica, perché rispetto ai colleghi della Serie C, della Serie D, che riescono, no, a vivere di calcio, questo non succede nel calcio femminile, no? Ci sono spesso veramente dei gap importanti, perché ricordiamo che la Serie C femminile è un campionato nazionale, quindi con degli impegni veramente insomma importanti, no? Ci sono almeno 3 allenamenti alla settimana. La trasferta la domenica, che per quanto riguarda il girone C, insomma, copre distanze abbastanza elevate. Da Roma ci si può trovare a giocare a Catania piuttosto che a Ragusa nel fine settimana, e poi il lunedì si lavora perché appunto non c'è una retribuzione che permette di vivere solo di calcio. Tornando invece alla violenza di genere, io volevo fare una riflessione sulla violenza in generale, sulla violenza che, ricordiamo, non è solo fisica, ma è anche verbale, no? Penso ai cori degli stadi, penso alle vessazioni, no, che possono essere fatte alle atlete, ma talvolta, no, anche alle spettatrici sugli spalti. E quindi in questo mondo del calcio, che purtroppo, no, è un mondo maschilista e macista, dobbiamo fare la nostra parte, no? Dobbiamo denunciare questi atti, queste vessazioni che oggi veramente non possono essere accettate, e dobbiamo assolutamente far sì che i ragazzi che giocano nelle nostre società riescano a comprendere questi messaggi, a portarli ai loro compagni, nelle loro classi, e far sì che le nuove generazioni, no, possano segnare appunto un segno meno, come diceva l'onorevole, negli anni a venire, perché ovviamente insomma la lotta sarà da fare finché non ci sarà più un solo femminicidio. Come Lega Dilettanti quest'anno abbiamo deciso di supportare un centro antiviolenza che si chiama Artemisia, che opera principalmente in Toscana. Abbiamo deciso di farlo perché siamo venuti in contatto con i genitori di Michela Noli, che è stata una ragazza vittima di femminicidio nel 2019. Pensate che questo centro antiviolenza Artemisia, che opera principalmente appunto in Toscana, a Firenze in provincia, ad oggi segue 1200 casi solo nella provincia di Firenze.
sono numeri insomma spaventosi e su quale veramente c'è da fare una riflessione a livello culturale, come veniva detto prima. Quindi ecco, noi come Lega Dilettanti cerchiamo di fare la nostra parte supportando Artemisia quest'anno e poi lanciando una call to action alle nostre società. Abbiamo chiesto di adibire 1 o più seggiolini sui nostri spalti e dipingerli di rosso e attaccare una targa che è disponibile sul sito della Lega Dilettanti, che spiega con un QR code, che spiega perché il seggiolino è rosso e che rimanda alla pagina del 1522, la pagina appunto del servizio del Ministero delle Pari Opportunità per le vittime di violenza e stalking. Dunque, ovviamente questa, come dire, è una goccia nel mare, ma speriamo che insomma, a forza di far veicolare questo messaggio il più possibile, andare nelle scuole calcio, ecco, poi magari potremo affrontare un discorso di collaborazione più ampio per andare nelle scuole calcio, che appunto sono a predominanza maschile, e parlare con i ragazzi per far sì che questo fenomeno possa essere veramente insomma terminato il prima possibile e quindi insomma ecco, questo è l'impegno da parte della Lega Dilettanti. Ringrazio ancora l'onorevole per il lavoro che fa nella commissione. Grazie a lei. Vuole portare la sua testimonianza? Grazie, anche buongiorno a tutte e a tutti voi e grazie per averci coinvolti in questo progetto. In realtà molte cose le ha già dette Martina, che è presidente della Commissione Femminicidi, ma soprattutto è una socia e anche del Sor Optimis, per cui la sua voce per noi è la voce che ci rappresenta. Siamo felici, per chi non conosce il Sor Optimis, è un'organizzazione mondiale di donne, esistiamo dal 1921, in Italia facciamo 75 anni il prossimo anno e da sempre ovviamente ci occupiamo di questi temi e siamo felici e orgogliose di scendere in campo insieme a voi, perché quando abbiamo iniziato la nostra storia, anche 20 anni fa, Martina, non si immaginabile tutto questo, perché facevamo i convegni per parlare di questi temi e la paura era talmente tanta di esprimere dei pensieri su questo tema, perché la violenza non doveva uscire dalle mura di casa, che avevamo 2 o 3 persone presenti, non di più. Oggi questo ci emoziona tantissimo e siamo felici di esserci e soprattutto di fare gol insieme a tutti voi. Grazie. Abbiamo perso il moderatore, però Facciamo da soli. esatto, però possiamo permetterci, no, dottor Bedin, di fare il suo intervento e poi in conclusione quello della dottoressa. Allora, intanto grazie all'onorevole per l'invito e l'allargamento dell'iniziativa alla Lega Pro alla Serie C, grazie al Presidente per l'ospitalità di oggi, grazie alla Lega Nazionale Dilettanti con la quale collaboriamo in maniera proficua e ci contraddistingue una stima reciproca con il Presidente Abete su tutta una serie di tematiche e anche di posizioni in seno al Consiglio federale. Siamo onorati di poter essere inclusi in questa iniziativa, onorevole, nel senso che parliamo di un tema di tale attualità, di tale gravità, che evidentemente tutto ciò che si può fare per aumentare la sensibilità e la sensibilizzazione sulla tematica ci vede assolutamente felici. La Serie C, la Lega Pro, per il secondo anno scenderà in campo in questo weekend con tutti i capitani che indosseranno una fascia di capitano con la scritta no alla violenza sulle donne. Avremo, come lei ha ricordato, lo strumento del LED, ci sarà un minuto LED dedicato all'iniziativa assieme a un comunicato fonico e avremo quasi tutti i club che lasceranno un posto in tribuna con un fiore e con il colore rosso come la Lega Nazionale Dilettanti.
Avremo delle iniziative che coinvolgeranno il settore giovanile con l'entrata in campo con dei palloncini rossi. Avremo l'invito a tutte le squadre, ormai sono molte, che hanno anche una selezione o una squadra femminile all'interno della società. Useremo i social di Lega, i social del club per un lancio del messaggio con il numero verde adibito al sostegno all'iniziativa, e questa è, come dice lei, tutto quello che possiamo fare in tema di sensibilizzazione. Probabilmente, anzi sicuramente, vedo che è uscito, ma vorrei ringraziarlo pubblicamente, Presidente Montorio, probabilmente bisogna spostarsi. È tornato. Complimenti Presidente, perché dobbiamo spostarci dal tema della sensibilizzazione, che ovviamente rimane prioritario, al tema della formazione, perché la soluzione sta nell'aumentare la consapevolezza del rispetto, e sicuramente il target da colpire è quello delle nuove generazioni. Noi abbiamo uno strumento straordinario, perché penso che non esista veicolo oggi più forte. Una volta c'erano altri centri di aggregazione sociale, oggi probabilmente le nostre società sportive e quelle calcistiche, ovviamente per il numero a cui possono contare, lo sono in primis, sono i veri centri di aggregazione sociale ormai delle nostre comunità, dei nostri territori. Siamo tutti genitori, io penso quasi tutti genitori, e sappiamo che avere un figlio che fa attività sportiva continua all'interno di società sportive rappresenta per tutti noi un'ancora, un punto fermo. Quindi poter fare formazione attraverso le nostre società sportive può diventare lo strumento più utile per attecchire questo concetto di rispetto verso le donne, ma in generale, come diceva giustamente il rappresentante della Lega Nazionale Professionisti, perché bisogna alzare il livello del rispetto su tutte le tematiche. Noi abbiamo un progetto che si chiama Serie C Formazione, lo abbiamo lanciato la settimana scorsa nella sede della Lega Pro a Firenze. All'interno delle 7 iniziative che caratterizzano questo progetto inseriremo delle giornate da farsi all'interno dei settori giovanili. Noi abbiamo 10.080 tesserati FIGC e 498 squadre di settore giovanile. Avendo 60 squadre abbiamo ovviamente la filiera dei settori giovanili. Quello è un luogo nel quale si può fare formazione probabilmente anche attraverso i nostri allenatori, che hanno tutte le capacità di educare i ragazzi e quindi di trasmettere messaggi positivi ai ragazzi. Quindi immaginare un'ora, una mezz'ora di allenamento dedicata a questa tematica attraverso le nostre squadre, attraverso i nostri educatori, nelle 60 realtà che caratterizzano la Lega Pro, potrebbe essere un progetto da portare avanti in futuro, perché è un canale molto semplice da utilizzare e che arriva a chi appunto deve innalzare, perché sono la nostra generazione del futuro, questo livello di rispetto e di sensibilità verso il tema. Quindi grazie per l'invito, lo accogliamo con grande piacere. Porto i saluti ovviamente al Presidente Matteo Marani, che oggi non può essere qui, e questa e altre iniziative ci vedranno sempre al vostro fianco. Grazie. Sì, buongiorno, la ringrazio anch'io, onorevole, di essere qua presente. Mi congratulo perché ha scelto lo sport, uno sport che è prettamente ancora maschile, per questa iniziativa. Mi piace pensare che nel nostro Parlamento da oggi abbiamo una persona che porterà avanti le esigenze del nostro sport, perché vede come poi le società rispondono, insomma, e sono anni un po' difficili per noi del calcio dilettantistico, per la legge di riforma dello sport. Quindi insomma io penso che da domani avremo una persona amica che possa capire insomma quelle che sono le nostre esigenze, quindi la ringrazio. E vabbè, è stato detto tanto di contenuti. Io voglio ringraziare le società che insomma sono la nostra forza,
È stato detto che sono un'agenzia educativa, ormai dopo la scuola la principale. Io voglio sottolineare anche la presenza capillare. Ci sono società in quartieri degradati, delle città, e in paesi dove magari non c'è altro, le relazioni sociali sono veramente povere, però la società di calcio c'è, cioè l'impianto c'è, e le società fanno un lavoro molto importante che è sia nell'accoglienza appunto dei bambini, nel rapporto con le famiglie, ma lo fanno anche, ed è altrettanto importante, con i propri dirigenti. Cioè, l'attenzione di avere allenatori, dirigenti comunque preparati, comunque insomma adeguati a rapportarsi con i bambini, con chi ha anche delle problematiche, e questo è uno sforzo che credo insomma che tutte le società fanno, e credo che debba essere sottolineato, quindi grazie davvero e basta. Il comitato regionale ha al suo, diciamo, impegnato, vede molte donne anche nei ruoli apicali, a parte la Ilaria che è nostra consigliere regionale, poi abbiamo un sacco di Vicepresidente. Vicepresidente, scusa, non mi viene ancora che è il nostro vicepresidente, quindi insomma abbiamo un sacco di signore che sono presidenti di società che si impegnano quotidianamente, ma questo non perché lo dobbiamo per una certa percentuale, perché se lo meritano. Tutti i nostri corsi che facciamo vedono una partecipazione massiccia e io lo dico sempre, dico che al di là della determinazione, della passione, della convinzione, della voglia di non perdere tempo classico, insito nella figura femminile, portano, e in questo non guasta, la loro grazia, la loro dolcezza e la loro attenzione verso chi è sempre più debole degli altri. Quindi grazie a tutte le donne che sono e che si impegnano per il nostro fare. Il nostro segretario. All'onorevole, visto che è calciatrice, diamo il nostro una straordinaria calciatrice. diamo il nostro gagliardetto del Veneto e il distintivo della Grazie mille, grazie. C'ho bisogno di un uomo per aprire la scatolina. Cioè, ti servirà anche a qualcosa, Presidente. Guarda qua, guarda che bello. Grazie. Bene. Sostituirò la spillina del Parlamento con questa. Un messaggio subliminale. Fai bene. Faccio bene. Fai bene, dopo la legge sullo sport fai benissimo. Esatto. La signora, prego signora. Grazie. Allora, questo è PowerPoint che abbiamo della federazione. Grazie, molto gentile. Grazie a infinite, lei. davvero. A Paolo dice che è conterraneo Paolo, non dovremmo dare niente. Risparmiamo. Brava Lucia. Ecco, diamo a Paolo il nostro Leone in Moeca di Murano. Bello questo. Ecco qui. È il leone che si usa sui... Allora adesso io direi, Ale è il nostro segretario, distribuiamo chiamando noi le società che sono presenti perché non sono in ordine. No, purtroppo non le abbiamo in ordine alfabetico. Quindi... Le chiamiamo e quelli sono... Rosaccia,
Città di Bassano a ruota. Rosane Bassano. Maro Sticense. Ciliegie. Cassola, Unione Euro Cassola. L'Alvaro. Lo ritiro per l'Euro Cassola. Complimenti, Castiò. grazie mille per l'aiuto. Mi sembra di averli visti. Grazie. Dolomichi Bellunesi. Marcella, distrutare. Aldisce Sfera. Campodarsego. Grazie mille, grazie. Certo. Grazie. Posso mille. chiedere di fare una foto? Grazie. Ho pestato un piede. Perdo, sono anche molto poco leggere. Non gioca più, lei se non gioca più. Ok, posso pure metterglielo fuori uso. Grazie. Casal Saluco, Mazzalazza. Aperto. Grazie. Grazie per l'aiuto, grazie, piacere. L'Este. Grazie, grazie. La Rocca Mussarice. Prendiamo i 2-3. Sì, dai. Mestrino. Padova Football Academy. Grazie sull'aiuto. Petrarca Calcio 5. Petrarca anche lei. Grazie, grazie. Grazie mille per l'aiuto, grazie. Grazie, io rimango. Domani sono zero branco in campo, lo dico immediatamente. Porti fortuna, effettivamente. Grazie. Sai che ti porti fortuna? Piovese c'è? Ne approfitto per dirvi, io sono dell'ufficio di comunicazione, addetta stampa, Lei è la canale che circola il sito. donna, quindi anche qui siamo... Allora vi chiedo una cortesia, perché sarebbe bello che voi ci mandaste una foto degli striscioni appesi, se fate anche un momento di consegna con i ragazzi eccetera, se ci taggate in qualche modo io poi scarico le immagini e faccio una bella galleria, va bene? Grazie, grazie della collaborazione. Union Campo San Martino. Unione Cadoneghe. United Borgorico Campetra. Grazie mille, grazie per l'aiuto, grazie. Girontina San Paolo. Qua, ho fatto poca strada, grazie mille, grazie. Calcio Monte Belluna. Grazie mille per l'aiuto, grazie. Qua una donna, per caso. Porto Mossuà. Grazie mille. Grazie a lei. Porto Mossuà. No, lui è un po' mangiare. Sì, infatti, già ritirato. Ritiri anche il ferito. Sì, ho visto ferito. Zero Branco. Simonetta. Lo alto lui, Sai che domani. Pavaro. Mestre. E qua sì, ci facciamo la cosa col Presidente. Anche perché domani deve portarti fortuna. Speriamo, se no vado io in campo. Grazie. Scusi. Aspetto a Murano. Ah, due campi. Io sono dal 90. Alba Borgoloma. Ciao, certo, ci mancherebbe. Grazie mille per l'aiuto, grazie. Sì, che poi la passo a Andrea. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, grazie. Vabbè, siamo qua vicini. Sì. Aspettiamo un attimo, vediamo. Ma dia Polesine, perché sarebbe molto preso dopo. No, devi prendere le tre. Duomo, Grignano, la Vittoriosa, prende sempre la Badia Polesine, prende tre. Rovigo? Porto via io quelli di Rovigo. Union Oliver.
Prego. E Città di Caorle? Grazie. Jesolo intanto. Ciao. Ciao Cosine Mille, presente? Bellissimo, è stato poi. San Donato c'è? Grazie. Piacere, grazie mille. Grazie. Guarda quale sarà. Vede Lago? Calcio strana, l'ho visto. Si prepara anche il casale. Grazie. Potete venire anche insieme, non è un problema. Grazie per l'aiuto. Conegliano. Va, là. Da, ma anche Eclisse. Grazie, C'è l'Eclisse che viene più vicino. Fulgor Trevignano. Giorgione. certo. Sì, sì, Un attimo. Perin, dove sei? Perin, Giorgione, Ugo di Gesù. Il numero 1. Via Piave. Piacere, grazie mille. Grazie. Grazie a voi che mi date una mano. Diventina, Pitergina. Grazie. Certo. Bolzano. Grazie per l'aiuto, grazie. Ciao. Ciao. Grazie, piacere. Grazie. Treviso. Grazie. Vittorio Farmec. Ciao. Dolo. E anche il Galaxy. Questi non li conosco, Faccio anch'io la foto. Ciao Massimo. Facciamo una foto. Sì, c'ho un foto buono. Fammi bene, Vale. Bravo. Scusa, vai. Grazie. Grazie. Milanese. Grazie mille. Brocca. Veramente Lago. Milanese. Vai. Va. Anche con Pappiccio, perfetto. Dopo me. Posso chiedere? Grazie. Sporting. Union Clodiense. Venezia 21 Lido. Baldo Junior Team. Ciao. Hellas Verona. Lugugnano. Questo viene da Nuova Cometa Santa Maria.
Villafranca, Veronese, Io se posso però da voi. Alto Academy, Junior Monticello. Grazie per l'aiuto, grazie. Malo, Grazie. Iene 1908, Quelli più alti. Legnago Salus, Montorio, Pedemonte, Aspetta che Women Hellas Verona, Calcio Schio, Longare Castigliero e Montecchio Maggiore. Adesso la va. C'è stato qualcuno che è stato chiamato? Sì, adesso. Se mi sei dato le scarpe da ginnastica ci vuole. Non sforzo, sto con le leone. grazie mille. Allora, adesso chiamiamo. Io non l'ho già visitato. Cavarzano, Contea, Siana. Sì, certo. Allora, quelli della consulta che non l'hanno ritirato. Io sì, allora io. Grazie. Dai, due che porta anche Sì, due, via. Questo è suo, vuoi deve portarlo anche a me? Grazie per l'aiuto. Guarda che la Vito io ne ho Paola. Abbiamo anche quella per la disabilità. Anche loro vado a trovare però Ci piacerebbe. anche lei Sì, anche perché io devo lavorare per la discriminazione. Paola, ciao Paola. No, meglio. vabbè, dovevo dargli. Sì. Perché ho visto il mio amico Ah, ne hai due, sì, due a uomo. Simonetta, eccola qua. io mi chiamo Simonetta. Piacere. Grazie. Sì, no, sono una vogliono stimolare il dialogo, no? Deve essere sì. anche perché noi donne vediamo oltre, quindi. Domanda cosa sono io? Se no non sarei qua. Oh no. Grazie, che ne so, bisogna. Grazie a voi che mi date una mano anche. Facciamo così per ragione di servizio. Ah, ecco, bravo. Mi ha dato soddisfazione almeno. Si è rotto tutto. Grazie per l'aiuto. Grazie. Allora. Grazie.
Adesso le monto tutte. Ed è impossibile fare una foto con tutti, vero? Dietro lo striscione. Dietro lo striscione bisogna carino. Sarebbe. Sì, però fuori c'è un cortile, non so se si potrebbe fare. L'abbiamo fatto in un'occasione con tutti, però... Presidente, riusciremo a fare una foto in cortile tutti con lo striscione, dietro lo striscione? Ce la facciamo? Uno da Otello vendrà un calcio di sci. Andiamo giù in cortile a fare una foto tutti dietro lo striscione. Va bene, che ci stiamo tutti. Bravi, bravi. Bene fatto, grazie mille a tutti. Grazie, grazie. Ci sentiamo quando vuole. Certo, assolutamente.